dopo 423 giorni l'annuncio all'alba dal ministro Tajani, esplode la gioia a Venezia, Campania, festa al Lido, comunità commossa, il rientro in Italia tra stanotte e domani. La famiglia verso Roma, ad aspettare l'arrivo, felicità e commozione, questi mesi hanno lasciato ferite profonde e difficili da guarire. Di Alberto, ora posso fumare una sigaretta? L'incredulità, tutto improvviso, non sapevamo della caduta di Maduro. Il capo dello Stato chiama mamma Armanda, Giorgia Meloni ringrazia diplomazia e intelligence, il presidente del Veneto lo aspettiamo nella sua città. Droni in azione per cercare la 22enne scomparsa da Teolo dal 6 gennaio, gli ultimi video in pizzeria della ragazza, tutte le piste aperte. Arrestati i rapinatori che aggredirono e derubarono un'anziana a Padova, in manette anche la badante, il loro complice aveva fornito le chiavi per aprire condominio e appartamento. A Palazzo Farrofini nominate le commissioni regionali con i relativi presidenti, 4 alla Lega, 1 a Fratelli d'Italia, 1 al PD, nessun vice tra le forze di opposizione. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito in primo piano la liberazione di Alberto Trentini, ma prima di questo però il nostro sondaggio, quello di questa sera, che è dedicato al manifesto politico di Zaia, pubblicato su Foglio una settimana fa e che ha creato dibattito e divisione sia nella Lega che nel centrodestra, puntando tra l'altro al superamento dei paletti su integrazione degli stranieri, unioni civile e fine vita. E allora noi vi chiediamo, lo vedete, destra libera e non liberticida, se è d'accordo con Zaia? Se volete rispondere di sì, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, in rosso, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring, ovviamente potete iniziare a votare fin da subito. E dunque l'avete sentito, poche ore di attesa, Alberto Trentini sarà in Italia, una giornata di festa a Venezia e al Veneto per la notizia della liberazione dopo 423 giorni di prigionia, il servizio di Nicola Zanetti e Lorenzo Maier. Abbiamo subito fatto partire un aereo, rientrerà tra stanotte e domani. Oggi proprio facciamo una messa di ringraziamento per la liberazione di Alberto. Scusatemi. Era un amico di mio figlio, nati nello stesso anno, per cui è una gioia immensa. Campane a festa e voci rotte dall'emozione. Il Lido di Venezia si sveglia così, le luci del giorno diventano quelle della gioia. Sono passate poco meno di 2 ore dall'annuncio del ministro Antonio Tajani, ore 5 italiane, ore 23 a Caracas, dove Alberto Trentini viene immortalato assieme a Mario Burlò, compagno di prigionia, e all'ambasciatore Umberto De Vito. Maglietta rossa, sguardo di gioia, ma con i segni della sofferenza che ce lo riportano diverso dalle immagini che conosciamo. Libero a 423 giorni da quel 15 novembre 2024, sequestrato mentre si trovava in viaggio per portare aiuti alle popolazioni con disabilità con la sua ONG. In carcere non da detenuto, perché non c'è mai stata un'accusa ufficiale, in carcere come ostaggio. Ora posso fumare una sigaretta, le sue prime parole, poi la telefonata con mamma Armanda e papà Ezio che non hanno mai smesso di lottare, e l'incredulità. È stato tutto così improvviso, inaspettato, non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l'Italia, ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Poco dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella telefona a mamma Armanda, condividiamo tutti la vostra felicità. Proprio lei, la mamma, assieme ad amici di famiglia, esce in tutta fretta dalla casa e si allontana in auto per raggiungere Roma, dove Alberto arriverà. La famiglia vuole mantenere il silenzio e affida la gioia a un messaggio. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione. Questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili. Adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste, per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie.
423 giorni da ostaggio, 12 di attesa spasmodica dall'attacco USA in Venezuela. Dopo Tajani arrivano le parole di Giorgia Meloni. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Il grazie anche alla presidente reggente Delcy Rodriguez e l'annuncio, un aereo in volo per riportarlo a casa. Casa significa Lido, dove lo striscione sull'abitazione dei trentini ha scandito 423 giorni di dolore e dove la comunità ha fatto tutt'uno. Per noi qui della comunità di Sant'Antonio è veramente la notizia più bella. Dopo un anno di intensa preghiera, veramente intensa preghiera, a cui abbiamo creduto fermamente nella speranza, nella fede, e finalmente questa bella notizia. L'ho avuto da 7 anni a catechismo, campi estivi, patronato, cioè è cresciuto con noi qua della comunità. Mi sono rallegrato, poi ho avuto l'avviso da Don Renato che sarebbe stata una messa di ringraziamento, eccomi qua. È oggi che facciamo Eucaristia, cioè rendimento di grazie. Questo grazie lo abbiamo atteso per più di un anno e con grande gioia, uniti ad Armanda ed Ezio, diciamo grazie perché finalmente Alberto è libero. Gioia, oggi è il giorno della gioia, veramente. Tutta la comunità siamo stati proprio tanto coinvolti e oggi è proprio un giorno di gratitudine per tutto. Avevo promesso campane a festa appunto e campane a festa hanno suonato. Certo, e suoneranno ancora quando sarà fisicamente qui in mezzo a noi. Tra i primi a sentire mamma Armanda, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Alberto torna a essere non solo uno di noi, ma con noi e soprattutto un uomo libero. Ho avuto la gioia di poter sentire nelle prime ore della mattinata la mamma Armando. Ho sentito una donna felice, una mamma felice, una mamma commossa, una mamma grata, una mamma che ringraziava e una mamma che sta per incontrare suo figlio. Alberto ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato come è bello vivere gli affetti umani ed è anche bello fare una comunione che vada al di là di una famiglia. Una città si è mossa, una comunità, una chiesa, una parrocchia. Io ringrazio tutti quelli che si sono spesi e do l'appuntamento ad Alberto per un momento in cui possiamo essere felici insieme, abbracciarci e insieme poter capire quanto è importante la libertà, quanto è importante uno Stato di diritto, quanto è importante che le persone siano riconosciute nella loro dignità, soprattutto quando fanno il bene gratuitamente. Soddisfazione in Consiglio regionale per la liberazione di Alberto Trentini. Sulla vicenda però non mancano le divergenze di opinioni a partire dal blitz degli Stati Uniti a Caracas. Oggi è una bellissima giornata. Alberto Trentini è finalmente libero. Un ringraziamento al governo e un abbraccio ai familiari. Finalmente Alberto potrà tornare nella sua città, nella sua regione e noi lo aspettiamo. La notizia della liberazione di Alberto Trentini viene accolta dalla politica regionale del Veneto con una soddisfazione bipartisan. Il calvario di questo giovane del Lido di Venezia, incarcerato senza accuse formali per oltre un anno a Caracas, è stato seguito passo passo a Palazzo Ferrofini. Per 423 giorni abbiamo dovuto vedere il nostro Alberto Trentini incarcerato ingiustamente senza nessuna motivazione. Quello che è accaduto con la presa di Maduro, il crollo di questa presidenza, la sua deportazione negli Stati Uniti con le accuse che noi abbiamo sentito dire rispetto a quello che ha fatto rispetto al narcotraffico piuttosto che altro, ci ha sicuramente agevolato e accelerato la liberazione di Trentini. Alessio Morosin di Liga Veneta Repubblica però ha presentato in Regione una risoluzione proprio sulle conseguenze delle violazioni del diritto internazionale commesse dagli Stati Uniti in Venezuela. La gioia di questa liberazione non ci deve far perdere così una meditazione, una considerazione sul fatto
che Trump ha posto in essere un atto gravemente destabilizzante, pericoloso. La Cina potrebbe adesso trovarsi ampiamente motivata e giustificata nei confronti di Taiwan, legittima perfino Putin, che ha compiuto un atto condannato a tutta l'Unione Europea e che è intervenuto con un'azione di polizia mirata. Come Morosin, a parlare sono soprattutto i consiglieri regionali eletti nella città metropolitana di Venezia, a partire da Monica Sambo e Laura Besio, concittadine di Alberto Stefani, che hanno vissuto gran parte della vicenda dal Consiglio Comunale di Venezia. Venezia è sempre stata accanto ad Alberto Trentini. Proprio l'altro giorno c'è stata una mobilitazione di fronte al municipio di Mestre per chiedere con forza la liberazione, ma in questi mesi da tutto il territorio ci sono stati tantissimi momenti di manifestazione pubblica e in particolare ovviamente anche dal suo Lido e in particolare dalla sua famiglia. La voce soprattutto dei familiari si è sempre fatta sentire, voce, speranza, fede e fiducia, ma anche le istituzioni. A volte per un genitore è difficile comprendere alcuni silenzi, ma questi silenzi da parte delle istituzioni locali sono fondamentali per costruire dei solidi rapporti e da avere dei risultati come questo. Una volta esauriti i festeggiamenti per il rientro di Alberto, già si prospetta però una riflessione più ampia sui rischi che corrono i nostri corregionali partecipando ad iniziative pur meritorie in contesti internazionali poco sicuri. Non è il primo caso che non si capisce quello che avviene dall'altra parte del mondo. Abbiamo visto da così a peggio, come il caso Regeni ad esempio. Quindi credo che dovremmo porci una grande riflessione su quanto garantiti siamo nel diritto internazionale quando andiamo come italiani in giro per il mondo. Continuiamo con la cronaca. Sono riprese questa mattina le ricerche di Annabella Martinelli, la ragazza padovana scomparsa da casa dallo scorso 6 gennaio. In azione droni dei Vigili del Fuoco sul Monte della Madonna a Teolo, i carabinieri escludono il coinvolgimento di altre persone nella scomparsa della giovane. Le telecamere di videosorveglianza del comune di Teolo l'hanno ripresa mentre entra nella pizzeria La Pepita, proprio lì davanti, ha acquistato qualche bibita e poi è risalita in sella la sua bici ritrovata poco lontana in questa via nella frazione di Villa di Teolo, chiusa con il lucchetto. È qui che la sera del 6 gennaio si perdono le tracce di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana scomparsa dalla sua casa di Brusegana. Questa mattina i droni dei Vigili del Fuoco sono tornati a sorvolare l'area sopra il Passo delle Fiorine sul Monte della Madonna. Boschi e casolari di questa parte dei Colli Ugani setacciati anche a piedi dagli uomini del soccorso alpino, dai volontari di protezione civile e dalle squadre cinofile. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Padova. Al momento, secondo fonti investigative, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi nella perdita delle tracce della ragazza. Si propende per l'allontanamento volontario, ma tutte le piste sono aperte. Annabella è stata ripresa mentre usciva dalla pizzeria Dove Come Quando di Selvazzano con 2 pizze da asporto e poi in quella di Teolo. Poi il dettaglio della bicicletta chiusa a chiave con il lucchetto ritrovata dai carabinieri a Villa di Teolo sabato 10 gennaio e sempre a Teolo il 7 gennaio il cellulare di Annabella Martinelli aggancia l'ultima cella telefonica. L'area però è molto vasta, spiega il sindaco Valentino Turetta. Il segnale del cellulare dei telefonini che parte dal traliccio qua di Teolo dove c'è il campo sportivo è un segnale che ha un raggio d'azione di 20 km, quindi non è semplice dire che quel telefonino che ha agganciato la cella di Teolo era a Teolo. La giovane studia giurisprudenza a Bologna, vive con i genitori nel quartiere di Brusegana a Padova. Tanti ancora gli interrogativi. Cosa l'ha spinta ad uscire la sera del 6 gennaio con le temperature sotto lo zero e a percorrere 15 km in bicicletta verso i colli? Perché l'acquisto di 2 pizze? Aveva un appuntamento? Interrogativi su cui si stanno concentrando le indagini. Primo incontro con il suo legale da quando è detenuto nel carcere veronese per Riccardo Salvagno, il vigile di 40enne presunto assassino di Sergiu Tarna. Mentre continuano le ricerche di complice, arma e bossoli, si attende il secondo interrogatorio. Ogni giorno che passa si acquista consapevolezza rispetto ad una certa situazione.
quindi è ovvio che la preoccupazione è tanta, le incognite rispetto alle indagini e al processo sono molte, legittime anche da parte dell'indagato ovviamente, quindi diciamo è stato più un incontro funzionale a chiarire a lui quelli che saranno i prossimi passi che faremo. Primo incontro con il suo legale da quando è detenuto nel carcere veronese, sotto stretta sorveglianza sia per evitare il contatto con gli altri detenuti, sia per il timore che possa compiere gesti di autolesionismo. Per Riccardo Salvagno, il vigile quarantenne, presunto assassino di Serge Utarna. Intanto gli investigatori continuano a cercare l'arma del delitto, i bossoli con sopralluoghi anche tornando sul luogo del delitto con metal detector e non solo, e il complice di Salvagno ancora irreperibile. Quel che è certo è che ci fosse un'altra persona con lui, ma non è sicuro che si tratti dell'albanese, l'unico che manca l'appello nella cerchia delle frequentazioni del quarantenne arrestato. A chi ha cercato di contattarlo non risponde, ma aveva mandato un messaggio scrivendo: «Sto andando in Albania, sarò via per un po', non cercatemi». E poi la fuga oltre confine, compatibile con le registrazioni del Targa System di Gorizia. Alle 7:41 del 31 dicembre, 5 ore dopo l'omicidio, inquadra l'auto del vigile, passaggio che si suppone possa essere servito a scaricare il complice alla frontiera. Potrebbe essere passato attraverso il Friuli con ultime segnalazioni a Gorizia prima di arrivare in Slovenia o in Spagna. Ma la ricerca degli investigatori è a 360 gradi. Molti ancora, evidenzia il legale di Salvagno, i punti da chiarire. Lui ha un ricordo assolutamente vago delle fasi di alcuni momenti della vicenda, tra cui quella che poi ha portato alla morte di questo povero ragazzo. Ribadisco, l'indagato non ha mai, sottolineo, mai detto di aver esploso un colpo d'arma da fuoco, quindi le ragioni dell'incontro, alcune indicazioni che ho ricevuto su cui bisognerà lavorare. Alcuni dettagli però li avrebbe forniti. Lui ha fornito dei dettagli rispetto al rinvenimento dell'autovettura che mi dicono essere stata trovata, ha fornito indicazioni rispetto al luogo di possibile ritrovamento dell'arma, quello è un po' più complicato secondo me. Dopodiché rispetto alla persona o ad altre persone coinvolte, su quello, come ho già detto, preferisco non dare nessun tipo di indicazione. Intanto si cerca il video hot che riprenderebbe Salvagno con un trans possibile movente, ma di cui non ci sarebbe traccia nei 2 cellulari della vittima. L'attesa ora è nel nuovo interrogatorio che potrebbe essere fissato in settimana. Era stata ventilata la possibilità di un nuovo interrogatorio che al momento, ad oggi, non è stato ancora fissato. Ed ora la morte del 59enne schiacciato nel compattatore della carta nello stabilimento Sesa venerdì scorso. La Procura di Rovigo, competente per territorio, ha aperto un'inchiesta ed ha scritto un 53enne nel registro degli indagati. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con questa accusa il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha iscritto nel registro degli indagati l'amministratore delegato di Sesa per la morte di Zevkset Alili. Il tragico incidente, il terzo mortale dall'inizio dell'anno in provincia di Padova, è avvenuto venerdì pomeriggio. Erano le 15:41 quando il 59enne di origine albanese, da 10 anni in Italia con tutta la sua famiglia, è morto schiacciato da una pressa compattatrice nell'impianto di Via Comuna a Este, dove stava eseguendo un intervento di manutenzione. Da 3 anni dipendente diretto di Sesa, Zevkset Alili era un operaio esperto. Cosa sia accaduto lo sta cercando di stabilire l'indagine coordinata dalla Procura di Rovigo e condotta dallo Spisal e dai carabinieri di Este, che hanno posto il macchinario sotto sequestro. Un dolore profondo a Sant'Elena d'Este, dove il 59enne viveva con la moglie e 2 figlie. Un gigante buono amato da tutti, Zevkset Alili, un uomo, il terzo in meno di 10 giorni, che dal lavoro non farà più ritorno a casa. Individuati ed arrestati i rapinatori che aggredirono in casa e derubarono un'anziana a Padova. In manette anche la badante. Il loro complice aveva fornito le chiavi per aprire le porte del condominio e dell'appartamento.
Pensavano di essere tranquilli e ormai lontani dalla casa che avevano svaligiato picchiando l'anziana proprietaria e così si sono tolti i berretti e le mascherine, non sapendo però di essere ancora ripresi dalle telecamere di videosorveglianza cittadine. I carabinieri, ricostruendo il tragitto, sono riusciti così ad individuare i 2 uomini che il 24 ottobre scorso sono entrati in un appartamento di via Tirana a Padova e avevano aggredito l'83enne proprietaria e la sua amica, poi avevano razziato gioielli e contanti. Le telecamere del condominio avevano ripreso i 2 che entravano aprendo le porte con le chiavi, un dettaglio che ha permesso ai carabinieri di ricostruire il furto e di individuare anche la complice. I 2 rapinatori infatti sono un 32enne e un 33enne moldavi già noti alle forze dell'ordine. Uno di loro da tempo intratteneva dei rapporti con una connazionale badante dell'anziana signora che gli aveva fornito un mazzo di chiavi utilizzato per aprirsi indisturbati sia il portone d'ingresso del condominio che quello dell'appartamento. I 2 uomini non avevano esitato ad aggredire con violenza l'83enne che era in casa insieme ad una conoscente e entrambe sono state spinte a terra. L'anziana aveva riportato numerose contusioni ed era stata portata in ospedale. La rapina era avvenuta in pieno giorno nel quartiere Palestro a Padova. Ad incastrare i ladri il fatto di essersi liberati di berretto e mascherine poco lontane dal condominio di via Tirana. I carabinieri, ricostruendo il percorso delle telecamere, sono riusciti a individuare il loro passaggio senza il volto coperto. Nascosti tra le fioriere del condominio sono stati trovati e sequestrati anche gli indumenti utilizzati. Una volta identificati, ricostruire i loro rapporti è stato facile ed è emersa la conoscenza con la badante dell'anziana che aveva provveduto a rubare il mazzo di chiavi e ad indicare i punti precisi dove la signora teneva i gioielli e i contanti. Tutti e 3 sono stati arrestati, i 2 uomini sono stati trasferiti al 2 Palazzi mentre la donna è stata portata nel carcere femminile di Verona. Questo pomeriggio nella chiesa di Tagì di Villa Franca Padovana i funerali di Andrea D'Agostini, il 22enne affogato la notte di Capodanno nel laghetto di pesca sportiva di Camisano Vicentino. È un tiepido raggio di sole quello che si posa sulla bara ricoperta di fiori bianchi che accompagna l'ultimo viaggio di Andrea D'Agostini, il 22enne di Villafranca Padovana, morto la notte di Capodanno nel laghetto artificiale di Camisano Vicentino. La chiesa di Tagì di Sopra, gremita di persone che si sono strette al dolore della mamma e del papà di Andrea, grande appassionato di pesca. Quella notte aveva deciso di trascorrere il Capodanno con gli amici facendo ciò che più amava, pescare, ma dopo che tutti si erano coricati è avvenuta la tragedia. Andrea è scivolato nelle acque gelide del laghetto. Il suo corpo è stato ritrovato all'alba dai soccorritori, allertati dagli amici che non lo avevano trovato nella tenda. Proprio alla pesca e alle passioni di Andrea ha dedicato l'omelia il parroco, ricordando come il 22enne amasse coinvolgere gli amici nei suoi hobby. Una passione particolare per la pesca. Pian piano si era attrezzato del necessario per le gare sportive, era diventato esperto di canne, di ami, di esche, sapeva armarsi di pazienza, la virtù necessaria per chi attende che il pesce abbocchi, ma amava anche vivere questi momenti come momenti di svago, dove lasciare liberi i pensieri, e lo faceva insieme agli amici. In chiesa, accanto alla mamma e il papà, anche la fidanzata e tanti amici del giovane e un'intera comunità che ha voluto salutare Andrea. La politica, mattinata di votazioni in Consiglio regionale dove sono stati eletti presidenti e vicepresidenti delle commissioni consigliari permanenti, organi imprescindibili nel percorso legislativo. 5 presidenti alla maggioranza, 1 all'opposizione, 5 vicepresidenti all'opposizione, 1 alla maggioranza. Con questo quadro speculare il Consiglio regionale del Veneto ha eletto i vertici delle commissioni consigliari permanenti, passaggio fondamentale per il pieno funzionamento della macchina amministrativa. A Palazzo Ferrofini è stato un autentico tour de force, con le 6 commissioni riunite nell'arco di una mattina, spesso in contemporanea, in un clima che il presidente del Consiglio Zaia ha definito di collaborazione e di efficienza. La prima commissione, bilancio
Bilancio e Programmazione Regionale sarà presieduta dall'ex vice sindaco leghista di Venezia Andrea Tomaello del gruppo Stefani Presidente. Qui si gioca una partita fondamentale perché la regione è in bilancio provvisorio. C'è tempo fino ad aprile per approvare il bilancio, però insomma dovremmo correre perché il tempo non è mai abbastanza. La discussione insomma tra tutte le forze politiche è abbastanza sostanziosa già adesso, ancora prima che il bilancio approdi in Consiglio, ma insomma speriamo che dialogando, parlando si possa fare un bel lavoro. Se Andrea Tomaello è un esordiente, la leghista Elisa De Berti presiederà nella seconda commissione diverse materie che ha trattato da assessore. Ho fatto l'assessore alle infrastrutture, trasporti e lavori pubblici per 10 anni come presidente della seconda commissione. Mi occuperò di infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, ma non solo, perché comunque avrò anche l'ambiente, la difesa del suolo, ci sarà tutta la parte dell'urbanistica e anche la parte dell'energia. Una nuova esperienza. Stesso discorso per Roberto Marcato, presidente della terza commissione, agricoltura, pesca e soprattutto economia, in un anno in cui, secondo l'ufficio studi della CGA, il Veneto perderà il primato di locomotiva economica italiana. Non è che perché un anno un'altra regione fa lo 0, più del Veneto si può parlare di cataclisma economico. Non è assolutamente così. Per tanti anni noi siamo stati lo 0, in più di altre regioni, adesso siamo lo 0, in meno, ma continuiamo ad essere lì. Per la maggioranza completano il quadro Manuela Lanzarin, presidente della quinta commissione, politiche sociosanitarie, e unico non leghista Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport. A Giampaolo Trevisi del Partito Democratico Veneto, infine la quarta commissione, valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità. Quello che ho detto a tutti è che credo che su certi temi, soprattutto la legalità, promozione della legalità, dovrebbe esserci la massima trasversalità. Non è una cosa di destra o di sinistra, ma è una cosa che riguarda tutti, e se dobbiamo lavorare per il bene del Consiglio regionale e di tutti i cittadini veneti dobbiamo impegnarci tutti allo stesso modo. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo e subito dopo il nostro telegiornale da Venezia e provincia. Grazie per averci seguito, arrivederci.